C'è chi pensa che essere cristiano sia una cosa noiosa, sia uno spreco di tempo, sia la perdita della possibilità di godersi i piaceri della vita, i piaceri della giovinezza. Ma io sono qua per dirti che non è così. Ci sono sì dei comandamenti, ci sono sì dei divieti, ma i comandamenti che Dio ci ha dato non sono per privarci di alcuni piaceri. L'Apostolo Paolo, parlando ai Corinzi, dice che ogni cosa ci è lecita, ma che non ogni cosa è utile. Che ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. Se un genitore vedesse il suo proprio figlio, ancora piccolo, giocare con un coltello, la prima cosa che questo genitore farebbe sarebbe quella di prendere il coltello dalle mani del bambino e dire al bambino: no, non farlo, è pericoloso. I comandamenti che Dio ci ha dato non sono per privarci di alcuni piaceri, ma è Dio che dice a noi: no, non farlo, è pericoloso.